Io invece voglio veramente ringraziare di cuore l'assessore Sciauli per aver finalmente chiarito come stanno le cose. Io su questa vicenda devo dire che ho fatto veramente difficoltà a capire che cosa stava succedendo, ma adesso mi è tutto chiaro, per fortuna, perché avevo lasciato la commissione, il comitato ristretto, con una serie di proposte sul tavolo e una sentita richiesta di riuscire a trovare una proposta massimamente condivisibile per arrivare addirittura ai 2/3 dei voti. E su questa traccia ho espresso in commissione, ho presentato degli emendamenti, abbiamo discusso, ci siamo parlati, eccetera, per riuscire a in qualche modo mitigare o a trovare una strada di mezzo che potesse in ogni caso non andare a compromettere quelle che sono le nostre istanze e trovare un accordo, una posizione che potesse in qualche modo essere condivisa, e in questa strada ci siamo tutti mossi nella più serena tranquillità, nel concepire il fatto che alcuni principi e alcuni desideri e alcune cose in cui crediamo possono essere in qualche modo anche ammorbidite senza andare a compromettere il principio appunto che si vuole rappresentare. Adesso, al termine di questa interessante molto interessante discussione generale, della quale poi vorrei fare anche qualche commento rispetto a chi è intervenuto, l'assessore Sciauli invece ci dice che tutto questo non è vero, qua si tratta di votare le proposte che stanno nel programma, e lo so, lo confermo, lo conosco, elettorale della maggioranza, sono 3 punti che stanno lì dentro e quindi si tratta di votare questi. Addio alla condivisione politica, per cui veramente lo ringrazio, perché così serenamente procederemo nella votazione di quelli che sono i nostri punti del nostro programma elettorale. Per cui grazie. E quindi andremo anche molto veloci, immagino, perché non ci sarà tanto da discutere, insomma sappiamo come va a finire. Sono però curiosa di vedere che cosa accadrà. Come ha anticipato la nostra collega Zilli, veramente sono curiosa di vedere come andrà a finire. Sì, ritornando un po' alle repliche, io ho veramente apprezzato gli interventi che sono stati fatti da Riccardi, da Tondo e anche da Colautti, perché era un po' anche il sentimento che, o comunque insomma, le cose che mi sarebbe piaciuto poter affrontare nella discussione di una legge elettorale per la regione Friuli Venezia Giulia, che tenesse conto di quello che è avvenuto nel cambiamento dello scenario politico. Sono certamente d'accordo con Colautti quando dice che la legge elettorale non deve essere una legge prêt-à-porter che cambia a seconda delle stagioni e che dovrebbe essere pensata e ragionata perché sia stabile e dia certezza ai cittadini che vogliono e che devono eleggere i propri rappresentanti perché portino avanti la politica che guarda al futuro di questa regione e di questa nazione. Questa cosa qui, fin dal primo secondo, è stato detto in commissione che non era assolutamente nelle corde, che non se ne parlava neanche, non c'è tempo, non c'è modo, lo scenario nazionale è tutto da definire e quindi facciamo manutenzione. Allora posso anche concordare con questo, magari è meglio vedere cosa succede a livello nazionale prima e poi decidere come gestire questa regione, e quindi va bene, lo farà la prossima legislatura.
però si è persa un'occasione di approfondire dei temi che sono stati sollevati e che sono dei temi politici, sono dei temi alti, dei quali sarebbe utile occuparcene, anche se magari non interessano tanto i cittadini, ma basterebbe occuparcene in commissione e in aula senza poi finire sui giornali che tendono a voler fare appunto i titoloni. Tempo ne avremmo avuto. E quindi concludo brevemente sulla doppia preferenza alla quale avevo soprasseduto in precedenza. Lo ribadisco, il nostro gruppo è un esempio abbastanza lampante dove viene indicato come le doppie preferenze non servono a far arrivare più donne, non sono necessarie, voglio dire, poi nelle istituzioni. Sono altri gli interventi che devono essere fatti, perché il problema non è quando viene formata una lista, perché le liste già necessitano di avere un certo numero di rappresentanti dei due generi. I problemi sono nei partiti e il problema è dove si scelgono le persone che vanno nelle liste. Il problema è lo spazio che viene riservato alle donne dove si discute, dove si fa la linea, e quindi non è una cosa che si scrive per legge.